costringetemi a ordinanze cattive sul fronte degli acquisti. Il presidente Zaia è chiaro con i veneti nel ribadire l'importanza di rimanere a casa e di non fare i furbi per uscire più volte. 20.000 posti di lavoro persi a causa del coronavirus, lo riferisce l'assessore Donazzan che boccia il nuovo decreto annunciato dal governo. Destinare i soldi delle sanzioni a chi è sorpreso lontano da casa senza valido motivo, all'allestimento di nuove terapie intensive lo propone il segretario regionale del sindacato di polizia Mauro Armelao. Crescono i consumi di latte e formaggio, ma Coldiretti denuncia una speculazione sul prezzo del latte che rischia di mettere in ginocchio la zootecnica. In un momento difficile per il commercio si moltiplicano le segnalazioni di abusivismo e di persone che lavorano senza autorizzazioni a domicilio, il caso di estetista e parrucchiere fai da te. Paura ieri sera per un violento incendio divampato al Lido di Venezia, le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di terreno, non si esclude l'origine dolosa. Il video di nonna Aurelia che ha 89 anni dal centro per anziani si emoziona nella videochiamata con i figli e nipoti che era abituata a vedere con frequenza. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, dunque in attesa di avere il bollettino regionale delle persone contagiate che dovrebbe arrivare a momenti. Vi ricordo che questa mattina i contagiati erano 6.395, quindi con più 353, e le persone ricoverate 1.447. Più le persone dimesse 508 e purtroppo erano salite con un più 14 le persone decedute. Ed ora parliamo di minorenni. I ragazzi minorenni contagiati dal SARS-CoV-2 sono ancora ricoverati negli ospedali del Veneto, sono ad oggi solo 6 rispetto al totale dei 132, lo potete vedere nella tabella in sovraimpressione, dei 132 positivi censiti fin dall'inizio dell'epidemia, lo precisa la Regione Veneto. Allo stato attuale ne rimangono 125, dei quali 6 tuttora in ospedale, sono 7 quindi i ragazzi nel frattempo guariti. Non costringetemi a ordinanze cattive sul fronte degli acquisti, il presidente Zaia è chiaro con i veneti nel ribadire l'importanza di rimanere a casa e di non fare i furbi per uscire più volte di casa. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso, se non mi ascoltate ne veniamo fuori con le bare. Non usa mezzi termini il governatore Zaia nell'incontro quotidiano con la stampa e dopo aver invitato i cittadini a informarsi giorno per giorno sull'evoluzione dell'emergenza, guardando televisioni e leggendo i giornali, ribadisce ai veneti l'importanza di restare a casa. L'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1.700, quasi 1.800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Resta fondamentale adottare tutte le misure. Anche se dovete fare la spesa, non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente. Fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate se potete all'aria aperta gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Attenzione! E lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%. Ma il coronavirus attacca tutti, giovani compresi. Siamo pronti
per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zaia ha fatto le terapie intensive. Cioè, non è che dici, boh, mi spacco la gamba, tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. Il governatore lancia poi un altro forte appello. Fate una spesa grande e poi basta in supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi. Cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti, ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie. Non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Ed ora una notizia: il modulo per l'autocertificazione per gli spostamenti cambia ancora, e stavolta ad annunciarlo è stato il capo della Polizia Franco Gabrielli, che ha precisato come il nuovo modello da compilare per gli spostamenti in emergenza coronavirus ha l'obiettivo di contrastare ulteriormente i furbi e coloro che non rispettano le restrizioni. I nuovi moduli sono reperibili sui vari siti istituzionali e tengono conto degli ultimi aggiornamenti. Emergenza sanitaria ma anche emergenza del lavoro, 20.000 posti di lavoro persi causa coronavirus, questo è il dato dell'assessore Donazzan, che boccia il nuovo decreto annunciato dal governo, così come Union Camere del Veneto. Sentiamo. Ho chiesto all'Osservatorio di Veneto Lavoro di fare un monitoraggio specifico. E abbiamo, come si fanno i dati scientifici, e noi abbiamo un sistema molto articolato e molto certificato, noi abbiamo valutato lo stesso periodo dell'anno scorso con questo e risultano dai meno 15 ai meno 20.000 posti di lavoro in un solo mese di Covid, e nemmeno con le imprese tutte chiuse. I dati sono arrivati sul tavolo di Elena Donazzan in queste ore e offrono uno spaccato drammatico del lavoro a nord-est. Causa virus, migliaia sono i posti di lavoro che si sono volatilizzati, sorvegliato speciale il turismo. Ho chiesto adesso di monitorare i dati del turismo, specificatamente quelli del turismo che saranno dati trimestrali, cioè comprendendo nel mese prossimo, ma guardandoli da ora, che cosa è accaduto per esempio nella Pasqua di quest'anno e quella dell'anno scorso, come sono andati i territori, perché ci darà, questa è la cartina di tornasole per comprendere l'impatto non solo sanitario ma anche economico di questa crisi. Monitorare i dati per approntare una risposta, questo è l'obiettivo di Donazzan, per la quale non possono bastare i 25 miliardi annunciati dal governo come seconda tranche. Non saranno sufficienti né quelli di prima né quelli annunciati in questo decreto, perché tanto non possiamo solo ragionare di cassa integrazione, anche se è stata promessa a tutti, ma dobbiamo capire come difendere le nostre imprese e come garantire liquidità e sostegno alle nostre imprese. Insomma, non c'è solo il lavoro in ballo, ma anche la tutela del Made in Italy, e a bocciare l'entità del nuovo decreto sono anche le categorie. Sono pochi sì, perché purtroppo ci vogliono più risorse, perché quando tu blocchi un paese ci vogliono molti soldi per ripartire. E a proposito dell'ipotesi di un Mario Draghi traghettatore dell'Italia fuori dalla crisi e possibile premier tecnico, Pozza ha le idee chiare. Ma io la auspico, a crederci non ci credo tanto. Destinare i soldi delle sanzioni a chi è sorpreso lontano da casa senza valido motivo all'allestimento di nuove terapie intensive per malati di coronavirus. La proposta parte dal segretario regionale veneto del sindacato di polizia Mauro Armelao. E con questo nuovo decreto legge di ieri sera, il numero 19 del 25 marzo 2020, il governo appunto ha deciso di elevare delle sanzioni amministrative ai cittadini che trasgrediscono l'obbligo di permanere presso la propria residenza, salvo ovviamente motivi giustificati e certificati. Non più la sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, ma una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 3.000 euro. L'essersi allontanati da casa senza una motivazione valida in periodi di restrizioni da emergenza sanitaria, ora quindi si dovrebbe pagare con le modalità previste dalle contravvenzioni al Codice della strada.
In attesa di conoscere le direttive che saranno emanate a breve, secondo il segretario regionale del sindacato di polizia FSP Mauro Armelao, si potrebbe destinare quello che si annuncia come un flusso di denaro consistente proprio a chi è in prima linea contro il Covid-19. Essendo anche retroattivo, questo decreto andrà appunto a elevare delle contravvenzioni ai cittadini che sono stati in precedenza anche denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Quindi, ripeto, auspichiamo che il governo decida, la politica decida e sposi in toto questo nostro appello. Le sanzioni amministrative siano destinate al potenziamento delle terapie intensive di tutti gli ospedali d'Italia. Secondo Mauro Armelao, lo Stato darebbe in questo modo un bel segnale di vicinanza ai propri cittadini colpiti dal virus, aiutando le strutture ospedaliere e magari anche impegnando una parte della somma nell'acquisto di gel igienizzanti, di mascherine chirurgiche e di protezione individuale, anche se l'obiettivo primario rimane comunque il potenziamento delle strumentazioni per le terapie intensive. Crescono esponenzialmente i consumi di latte e formaggio, ma la Coldiretti denuncia una speculazione sul prezzo del latte alla stalla che rischia di mettere in ginocchio la zootecnia veneziana e veneta. Le grandi multinazionali o anche gli importatori stanno importando prodotto lattiero-caseario dall'estero a prezzi molto più bassi di quelli che sono i nostri costi di produzione, e con questo vanno a rivalersi sui contratti già firmati ai nostri produttori, adducendo appunto che loro hanno dei termini di paragone differenti rispetto a quello che è oggi il prezzo di mercato del latte italiano. La richiesta è partita dall'assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero della Sanità col plauso della Coldiretti. Mettere in atto tutte le azioni per accedere ai dati e ai nominativi delle industrie di trasformazione che in piena emergenza da coronavirus continuano ad importare dall'estero latte e cagliate e annunciare riduzioni di prezzo del latte alla stalla dei nostri allevatori. La Coldiretti l'ha definita una speculazione che sta mettendo in ginocchio la zootecnia veneta. A livello veneziano noi abbiamo una produzione giornaliera di latte di circa 150.000 litri, di conseguenza una perdita importante riguarda sicuramente il prezzo al centesimo, ma anche l'incapacità di stoccare il latte che non viene poi consegnato e non viene ritirato, e di conseguenza un grave danno economico anche per tutto quello che riguarda la necessità che hanno le aziende agricole di guardare a lungo termine. Una crisi quasi paradossale. Nell'ultima settimana di rilevazione sui consumi, il latte ha registrato un balzo negli acquisti pari al 47%, la mozzarella è cresciuta del 35%, il grana padano e il parmigiano reggiano del 38%. Coldiretti chiede chiarezza anche sulle importazioni. Ogni giorno entrano in Italia quasi 6 milioni di litri di latte provenienti dall'estero. Avere i nominativi e sapere anche i dati delle importazioni, sia come latte che come cagliate, dove arrivano di materiali scadenti e anche dal punto di vista qualitativo poi vanno a ingannare il consumatore, facendo credere che questo latte sia provenienza di Italia o comunità europea. Ed ora la storia di Lara Costantini, che è una ragazza veneziana che vive e lavora a Londra e ci ha raccontato la sua odissea. Intanto dal ministro d'Incasso sono arrivate rassicurazioni per gli italiani all'estero. Qualche settimana fa mi sono sentita male, ero in viaggio per il weekend a Parigi, mi sono sentita molto male, ho iniziato ad avere sintomi come febbre e tosse molto forte, quindi sono tornata a Londra prima e ho deciso di anticipare il mio ritorno e la mia febbre è salita, avevo 38,5 e insomma mi sono sentita male, molto male per una settimana. È stata una vera e propria odissea quella vissuta a Londra da Lara Costantini, veneziana da 3 anni nella capitale britannica, quasi 3 settimane in casa, tra febbre alta fino a 40 e sintomi vari, e una vera grande preoccupazione quella di essere stata contagiata dal virus, inascoltate le sue richieste di essere sottoposta a tampone. Tutti i medici che mi hanno visitato, ho chiamato dei medici privati, mi hanno visitata a casa o a distanza perché nessun ospedale voleva vedermi,
e perché avevo dei sintomi che potevano essere ricollegati al virus, però nonostante questo nessuno ha voluto farmi un test perché non ero stata nei paesi a rischio. Tutta attorno alla metropoli, che da pochi giorni ha cominciato a rendersi conto della gravità della situazione, dall'immunità di gregge del Premier Johnson alla positività del principe Carlo. Fino a una settimana fa tutti comunque ci scherzavano su, continuavano ad andare al pub, continuavano ad andare a fare le proprie attività in palestra come se niente fosse, non curanti di ciò che succedeva negli altri paesi. E poi quando Boris Johnson ha messo in lockdown il paese, quindi qualche giorno fa, finalmente secondo me la gente ha iniziato un pochino a capire. Tanti veneti e gli italiani all'estero, a loro sono arrivate le rassicurazioni del governo, pronto a rimpatriarne 50.000 da qui al 5 aprile. Certo, molto dipenderà dalle restrizioni in corso di adozione nei vari paesi. La stima del numero dei connazionali che potrebbero effettivamente entrare in Italia ovviamente è suscettibile di variazione alla luce della differente natura e del progressivo inasprimento dei provvedimenti adottati dalle autorità dei paesi di provenienza al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Stato di emergenza per coronavirus anche a Cavallino Treporti, dove oltre all'allerta sanitaria il Comune sta affrontando la crisi di famiglie ed aziende. Il periodo di estrema necessità, di estrema emergenza ci impone di essere veramente tempestivi nella soluzione dei problemi quotidiani. A Cavallino Treporti sono state rinviate le scadenze di tutte le tasse comunali. L'amministrazione ha sospeso l'attività ordinaria, rinviando l'approvazione di 3 piani urbanistici per concentrarsi sulla gestione di un'allerta sanitaria per la quale è già mobilitato tutto il personale disponibile, dalla polizia locale ai volontari della protezione civile e dei civici pompieri. Il sindaco Roberta Nesto ha fissato 3 punti da affrontare con urgenza assoluta. Primo aspetto, un piccolo presidio per tutte le famiglie, la mascherina consegnata a tutti i nuclei familiari. In questi giorni saremo infatti nelle case con dei volontari che consegneranno anche una dichiarazione e attesteranno quindi la provenienza da parte del Comune. Secondo aspetto, costituiremo un tavolo, un'unità di crisi insieme con degli esperti per affrontare i vari temi relativi a questa emergenza del mondo del lavoro. In stretto contatto con i comuni della città metropolitana e della costa, Cavallino è pronto a insediare un tavolo di crisi con la partecipazione di aziende e lavoratori. Altro provvedimento urgente riguarda le difficoltà di chi non riesce più a fare la spesa o a pagare la bolletta perché ha perso il lavoro, non riceve lo stipendio o ha l'attività chiusa, o ancora nel caso dei lavoratori stagionali che hanno esaurito la NASPI. Si tratta del Fondo Famiglia Covid-19. Ovviamente si tratta di situazioni di persone, di famiglie che sono nella necessità di avere questo sostentamento. Abbiamo messo 50.000 euro in un fondo per questa esigenza e ovviamente se non basteranno verranno implementati queste risorse. Abbiamo messo 7.000 euro per i buoni spesa, già messi, queste e già usufruibili. Abbiamo messo un fondo di 25.000 euro per i dispositivi. Ed ora un nostro breve reportage per le vie principali di Pellestrina in un clima surreale per l'emergenza sanitaria del coronavirus. Nessuno per le strade, pesca ferma, rinomati ristoranti con vista laguna chiuse a primavera e a poche settimane dalla Pasqua. Pellestrina sembra tornata ai tempi di guerra, nemmeno dopo la drammatica quarta del 12 novembre. L'isola era così. Un nostro breve tour a Pellestrina, accompagnati da Giannino Vianello, portavoce di molte istanze dei residenti. Le strade sono deserte. Bandiere tricolori e disegni arcobaleno si vedono alle finestre. La pesca è ferma. Rinomati ristoranti di pesce chiusi a pochi giorni dalla Pasqua. E chissà quando potranno riaprire. L'atmosfera, insomma, è a dir poco irreale. Vianello ci racconta anche di aver compilato l'autocertificazione e avere un permesso speciale per spostarsi dal Lido e portare la spesa a casa degli anziani suoceri. Poi racconta: è un'isola deserta, non si vede nessuno per strada e anche qui oggi alle 11 è stato esposto praticamente chi la bandiera italiana, chi ognuno si è pensato di mettere qualcosa di significativo, ma per strada, come vedete, non si vede nessuno. Il presidente della municipalità Danny Carella spiega:
Le immagini che ritraggono le isole deserte sono immagini che fanno impressione, in particolar modo Pellestrina, che auguro di poter, finito chiaramente l'emergenza, poter vedere di nuovo popolata con le sue sagre, con i suoi isolani, con i residenti, i bambini che giocano. L'appello è sempre lo stesso, ma arriva con forza. Più si riesce a stare a casa, più si riesce a limitare il contagio e più la normalità tornerà ad essere una prospettiva vicina. È importante questo, mi raccomando. In un momento difficile per il commercio si moltiplicano le segnalazioni di abusivismo e di persone che lavorano senza autorizzazioni a domicilio. È il caso delle estetiste Fai da te. In un momento difficile per le attività produttive della città, costrette a chiudere per contrastare il contagio del virus, si moltiplicano purtroppo al Lido di Venezia, come nelle altre isole dell'estuario, le segnalazioni di abusivismo e mancato rispetto delle norme. Professionisti fai da te che, nonostante i divieti, esercitano a domicilio. Lo rivela, pur con un sorriso, un video girato dalle estetiste del Lido di Venezia che in questi giorni si sono riunite per far sentire la loro voce. Le estetiste del Lido si sono unite per starvi vicino in questo momento di emergenza. Vogliamo essere per voi una sicurezza. Diffidate di tutte quelle che non hanno le certificazioni e soprattutto che non rispettano le norme vigenti. Noi vi aspettiamo al più presto, più forti, più belle di prima, i vostri centri estetici del Lido di Venezia. 7 le attività che hanno aderito all'iniziativa, che vuole anche strappare un sorriso in un momento difficile. Anche dalle operatrici l'invito è sempre lo stesso: se potete state a casa. State a casa anche voi, che andrà tutto bene. Io resto a casa per la mia salute e per la salute degli altri. Mi raccomando, state a casa tutte, che ci rivediamo tra un po'. Un bacione. Il presidente Zaia ha detto: proteggiamo i nonni e vediamoli solo attraverso le videochiamate. Così ha fatto nonna Aurelia. Vi mostriamo il commovente momento come quelli che stanno vivendo moltissime famiglie. Ciao mamma! Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. I miei familiari molto bene e sono contentissima. Manca la Maria Rosa però. Perché al lavoro, Vabbè. Nonna Aurelia Ines Buosi ha 89 anni. Originaria di Scorzè, era abituata a figli e nipoti che andavano a trovarla al centro servizi dove risiede ormai da un anno e con l'emergenza coronavirus e le misure di contenimento messe in campo non li ha più potuti vedere. Allora ecco che entra in campo la tecnologia, quella tecnologia che sta tenendo vicine le persone lontane attraverso le videochiamate anche di gruppo, per vedersi e sentirsi più vicini. Mamma, da Sandro e Mattia, ok? Grazie. E dai 2 leoni. Ok. State bene. Non stiamo bene, stiamo bene tutti quanti. E allora basta. Tranquilla, per noi va tutto bene. Vabbè, basta allora. Tu come stai? Io sto bene, non mi vedi? Insomma. Io sono una ventenne. Stabile a sentire quando mi aspetto quando passa il virus. La paura del virus per i 180 ospiti della struttura, ascoltando la televisione, leggendo i giornali e soprattutto per la salute dei familiari, quelli che sono fuori e che non possono vedere. Ecco perché con l'aiuto di un tablet o uno smartphone riescono a sentirsi più sereni. È uno dei momenti più attesi, ha raccontato una delle educatrici del centro. E il desiderio per tutti è sempre lo stesso, potersi finalmente ritrovare intorno ad una tavola, una delle cose più semplici, ma di cui forse troppo spesso non si è apprezzato il valore. Appena passa tutto faremo un gran festone, mamma. Vabbè. Offrirai il pranzo a tutti quanti al ristorante. Grazie. La cronaca: un violento incendio divampato ieri sera poco prima delle 21 al Lido di Venezia. Le fiamme alimentate dal forte vento sono divampate in via Bernardino Stagnino vicino ai Murazzi, in località Terre Perse, e hanno divorato un'ampia porzione di terreni tra canete e vegetazione incolta, come vediamo nelle immagini. Proprio le potenti raffiche di vento hanno reso molto complicate le operazioni di spegnimento. Non si esclude l'origine dolosa. Roberto Cicutto è il nuovo presidente della Biennale di Venezia. Il CIDI ha confermato Andrea Del Mercato direttore generale anche per il prossimo quadriennio.
Si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio d'amministrazione della Biennale di Venezia, guidato per la prima volta dal presidente Roberto Cicutto. Ne fanno parte, oltre a Cicutto, anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, vicepresidente dell'importante istituzione culturale veneziana, il governatore del Veneto Luca Zaia e Claudia Ferrazzi, designata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio rimarrà in carica per il prossimo quadriennio 2020-2023. A questa prima riunione ha partecipato, su delega della Regione, il professor Amerigo Restucci, in sostituzione del governatore Zaia, impegnato ad affrontare l'emergenza coronavirus, e in videoconferenza, proprio per rispettare le norme sanitarie di questo periodo, si è riunito anche il Collegio dei Revisori dei Conti per dare avvio al nuovo mandato. Proprio gli avvenimenti di questi giorni, sono state le prime parole del nuovo presidente, mi hanno fatto comprendere quanto il ruolo della Biennale possa essere anticipatore del tempo presente e come gli artisti e i curatori sentano queste vibrazioni. Il ringraziamento di Cicutto è andato poi al Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini per la grande fiducia di cui mi ha onorato, ha detto, e al Presidente uscente Paolo Baratta, da cui ho ricevuto il testimone per gli indiscutibili successi ottenuti. E il nuovo corso parte con una prima importante conferma. Il nuovo direttore generale della Biennale sarà ancora Andrea Del Mercato, che ha già rivestito a lungo questo incarico con ottimi risultati ed efficienza della gestione ed è stato selezionato a seguito di una nuova specifica procedura. Da Venezia è davvero tutto, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. Tempo generalmente più asciutto sul nostro territorio, dove avremo anche un lieve rialzo termico. Il dettaglio di venerdì 27 marzo. Sul Veneto maggiore stabilità, cielo tuttavia grigio e nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Al pomeriggio avremo qualche spazio maggiormente soleggiato. Ancora moderati venti di bora, temperature come detto in ripresa. Minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra 12 e 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi ma senza piogge. Al pomeriggio il cielo risulterà più soleggiato. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, massime invece tra 13 e 15. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo anche qui coperto un po' ovunque al mattino, qualche sprazzo di sole invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 13-14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.